che scusi passare, una chiappa che regge da sola, lo dice la parola carrozza papà. Carrozza papà, carrozza papà. Oh, sto povero marito, che da sta festa che sono spassato, a una donna sto prurito, se ancora la resta, solo passato. Era l'occhio lo scosito, perché non si presto non la capità, il moletto, come in sita, ma che si piegessa non si può stare. Lo scosito per me non si presta ma la capità, il moletto come in sita, ma che si piegessa non si può stare. Piera notte che sulla si spassa, quel notte che passa, sta senza pensare. Sta senza pensare, sta senza pensare. Tutta volta strinta sta massa, se stanca sa lassa per farsi burcà. Per farsi burcà, per farsi burcà. Sulla vata s'avanza leggera, si sente più all'era canzone che la va. Consolata con un discreto, che ho avuto una rete, può far camminare. Io mi ricordo quando la Via di Grotta, di quando io avevo 7-8 anni, 9 anni, ma per Bacca era tutta Napoli invasa, il popolo scendeva da tutte le strade, da tutti i vicoli, affluiva a Via Toledo, a San Ferdinando, per la Riviera, eccetera. I balconi si affittavano, noi affittavamo il nostro bravo balcone a Toledo per vedere i carri che passavano. Nel 1894 comparvero i carri a soggetto, costruiti intorno a un tema preciso, mentre si moltiplicavano i concorsi, cioè i premi distribuiti ai carri e alle canzoni. Significativi i concorsi banditi da alcuni dei maggiori caffè cittadini, dal Centrale di Porta San Gennaro al Caffè Diodato di Piazza Dante. I carri sostavano davanti ai locali che avevano bandito il concorso per far eseguire le canzoni. Il percorso dei carri era lungo, si attraversava la città da oriente a occidente, da Foria a Mergellina, e lentissimo, per le soste musicali e per l'enorme folla che si riversava nelle strade.